Nella puntata di stasera parleremo anche delle cose molto pratiche, delle esperienze veramente avvenute in base a certe descrizioni dei rotoli. Per esempio, nel rotolo della prima grotta si dice, e questo adesso andiamo a leggere quei testi che riguardano le esperienze pratiche dei rotoli, no? Nel rotolo della prima grotta, le cose che si vedono anche quando facciamo le conferenze, qui c'è una profezia che riguarda il rotolo, è il contenuto dei rotoli con le visioni profetiche. E accade, vediamo in conferenze, che di 100 persone o 1000 persone o una buona parte, 70, 80, 90%, quasi la stramaggioranza, o 95 praticamente, quando sentono lo stesso discorso, lo stesso contenuto dei vecchi rotoli, che contengono visioni profetiche sul futuro, maggior numero delle persone rimane colpita, dice straordinario, è chiaro, conciso. Però, ciò nonostante, abbiamo visto che c'è una parte, minoranza delle persone che non riesce a vedere nulla di straordinario, anzi perfino non capisce, non intende le cose si dice, pur essendo per la maggioranza straordinarie e chiare. E tanto è vero che fu detto così nei rotoli antichi riguardo il futuro dei contenuti profetici di questi rotoli e altri che contengono le sue parole. Fu detto così, che quando le persone accadrà che non potranno capire i contenuti chiari sul futuro delle visioni profetiche, c'è un perché. E qui nel rotolo prima grotta di Qumran, ha rivelato il perché. Ogni visione profetica è divenuta per voi come le parole di un libro sigillato che si dà a uno che sappia leggere dicendo: ti prego, leggi questo. Ma egli risponde: non posso, perché è sigillato. Infatti tra i rotoli di Qumran hanno trovato anche dei rotoli che erano chiusi, sigillati, che era impossibile leggere perché erano talmente sigillati che non si sapeva come aprirli per non danneggiare, erano incollati, sigillati. La grotta 11, detta grotta dei pipistrelli, conteneva i manoscritti che erano sigillati dallo scremento dei pipistrelli. Quindi era un grande problema come aprire. E quindi fu detto in antichità, nel rotolo della prima grotta di Qumran, che, come è successo all'epoca di Isaia, all'epoca dell'imperatore Sargon, che c'è una categoria di gente per cui le profezie e visioni profetiche in questi contenuti risulteranno come rotoli sigillati. Sanno leggere, sono istruiti, ma comunque ciò nonostante, quando verranno in contatto a sentire questi discorsi e contenuti di questi rotoli, risulteranno non accessibili, come le cose incomprensibili, le cose che non si capiscono e le cose di cui non è possibile capire il senso. Sentite qui, la descrizione continua ancora avanti e dice: non soltanto che accadrà che ogni visione profetica sarà come per chi sa leggere e gli si dà un libro sigillato, leggi questo, e lui risponderà non posso leggere perché è sigillato. Fu detto un'altra cosa riguardo il futuro delle visioni profetiche. Per certe categorie delle persone c'è una profezia in questo rotolo che dice che le visioni profetiche sul futuro rimarranno come un libro chiuso, sigillato, come a dare uno che sa leggere. Oppure, continua la descrizione, come un libro che si dà a uno che sa leggere, dicendo ti prego leggi questo. Non più un libro rotolo sigillato, ma un libro aperto, ti prego leggi questo. Ma egli risponde, non so leggere. Quindi si dice che ci sono le profezie, visioni profetiche in questi rotoli che saranno praticamente a risultare per certe persone come dei rotoli sigillati che non si possono leggere per chi sa leggere, oppure per chi non sa leggere, gli porti un rotolo aperto, un libro, dice leggi, dice non vedo nulla, non riesco ad avere nessuna conoscenza, non riesco a fare nulla di questo.
E dice così perché? Il Signore l'Adonai dice: poiché questo popolo si avvicina a me solo con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me, e il loro timore di me è solo un comandamento insegnato da uomini. Qual è la conseguenza? Di formalità. Conseguenza è quella: perciò ecco io continuerò a fare meraviglie in mezzo a questo popolo, sì, meraviglie e prodigi. La sapienza dei savi perirà e l'intelligenza dei suoi intelligenti scomparirà. Cioè tutte le cose meravigliose, prodigi, cose grandi in questi rotoli, visioni profetiche sul futuro, rimarranno come le cose nascoste, non cose chiare, non cose capibili, per tutti quelli che praticamente formalmente si avvicinano a Lui, con la bocca al cuore, il cuore lontano, la bocca vicino. E poi un'altra cosa: il timore che hanno di Lui è soltanto un comandamento insegnato dagli uomini. Coloro che si rivolgono a questi rotoli o a Lui, avendo soltanto una base e prestando tanta attenzione agli insegnamenti umani, alle tradizioni umane, non valgono nulla. Gli insegnamenti umani non valgono nulla. Dice: per questo motivo, conseguenza, io faccio cose straordinarie, meravigliose, e loro non vedono nulla di straordinario. E profezie sul futuro risulteranno a causa di questo formalismo. Dicono la parola e le cose con la bocca, ma cuore è lontano da me, e seguono le tradizioni, insegnamenti umani. Dice: a causa di questo continuerò a compiere meraviglie, rivelerò cose grandi, e visioni profetiche dei rotoli, dei libri, risulteranno come sigillati. E ci siamo resi conto che tra 100 persone o 1000 persone c'è una piccola minoranza che, mentre per 900 persone o per 90 persone di 100 in una sala le rivelazioni che leggiamo, i contenuti sul futuro di questi antichi rotoli sono straordinari, chiari, precisi, una piccola minoranza fa delle domande o esce fuori non vedendo nulla di straordinario, non capendo che c'è qualcosa di rivelato, proprio come se fossero rotoli veramente sigillati. E questo, dice, succede perché di solito se le persone si avvicinano a Lui soltanto seguendo insegnamenti e tradizioni umani, quindi non parole sue date originali su questi rotoli copiati da Lui, quindi non hanno una conoscenza di Lui in base alle sue parole che Lui racconta di sé, di cose sul futuro, delle cose reali e così via. Quindi avendo una conoscenza che si basa in base agli insegnamenti degli uomini, è una professione, un parlare, una forma soltanto di dire cose a Lui, ma è tutto a livello di bocca e di labbra, ma non di cuore, è una formalità pura, fredda. E per questo motivo spesso questi tesori straordinari, rimangono come chiusi per le persone che fanno formalismo, sono attratti dai insegnamenti umani, dalle tradizioni, ma non su quello che dice Lui. E quindi di conseguenza dice: continua a fare meraviglie, le visioni profetiche per loro risultano come se fossero niente. E non solo, un'altra cosa interessante, la grotta 4 di Qumran, documento 174, è un rotolo che abitanti di Qumran hanno scritto di loro pugno, citano la stessa frase di un altro rotolo di Qumran, delle copie di Daniele, in cui essere celeste alla fine del rotolo di Daniele, dice Daniele, quando gli chiede come andranno queste visioni sul futuro, queste rivelazioni, dice: Daniele, nel tempo della fine molta gente studierà le tue profezie e le visioni, e la conoscenza riguardo queste visioni, riguardo il futuro, aumenterà. Come nel primo rotolo si dice, però, per anche intelligenti o savi che si avvicinano a queste visioni profetiche stupende, ma fanno una professione formale, a labbra, con bocca, ma cuore, e seguono insegnamenti umani, le tradizioni, e non quello che dice Lui, e non leggono quello che dice Lui nei rotoli originali, nella Tanakh, ma solo una forma. Dice: quelle visioni rimarranno come socchiuse, rotoli chiusi, non riusciranno a trarre nulla da quelle visioni. E qui dice lo stesso Daniele, dice: Daniele, nel futuro le tue visioni saranno viste, la conoscenza aumenterà, ci saranno molti su cui influiranno questi tuoi contenuti, queste visioni. Dice: molti si purificheranno, cambieranno la vita, ma, e qui anche loro, abitanti di Qumran, citano
Le parole dell'essere celeste portate nel libro di Daniele, che essere celeste, dice Daniele, riguardo le visioni del futuro, ma gli empi agiranno empiamente e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i savi. Quindi, come si dice nel rotolo della prima grotta di Qumran, di Isaia, che queste categorie straordinarie sulle profezie sul futuro, visioni profetiche, diventeranno come occulte, come chiuse, sigillate per le persone superficiali, persone che fanno una professione verso di lui solo a bocca parole, ma il cuore non è una cosa sincera, non è una cosa vera. Dice, non potranno cavare nulla dalle visioni profetiche. E la stessa cosa si dice qui in Daniele, che nessuno degli empi capirà le visioni sul futuro così chiare, così ben descritte in questi rotoli. E per questo succede, non vi preoccupate, se vedete le persone che, come voi e altri, reagiscono con stupore, sono stupiti delle cose straordinarie, del futuro precisamente descritto in anticipo, poi vedrete le persone che magari gli raccontate e leggete gli stessi passi e dicono: non vedo nulla di straordinario, non vedo che si riveli il futuro, cioè non capisco nulla, queste parole sono una confusione per me, e li troverete come una reazione incredibile. Ebbene, tra i rotoli di Qumran, tra 900 rotoli, abbiamo detto, i più importanti rotoli sono rotoli in cui sono riportate le sue parole, nella categoria rotoli detta Tanakh. Tra tutti i 900 rotoli, mini rotoli più importante perché contiene le parole che lui direttamente ha inciso sulle tavole sul monte Sinai, che sono state messe nell'arca del patto e sono espressione del suo carattere, della sua personalità. E quando uno vede quelle parole può essere scoraggiato a dire, perché tutti quando vedono quelle parole incise su quelle tavole possono essere scoraggiati, e tutti ci rendiamo conto che abbiamo infranto quelle parole e abbiamo le colpe del passato o presenti e così via. E c'è un scoraggiamento di avvicinarsi a Lui. Ma nel rotolo di prima grotta dice: venite, contrario, così come siete, venite quindi, discutiamo insieme, parliamo, dice l'Eterno, traduzione di questo rotolo, anche se le nostre colpe, i nostri crimini fossero come scarlato o fossero rossi come porpora, diventeranno come lana, diventeranno bianchi come neve, a causa dell'intervento che possa fare su di noi se ci rivolgiamo a Lui con tutto il cuore. E in questi rotoli incoraggia, dice: poiché io l'Eterno, il tuo Elohim, Dio, ti prendo per la mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. Quindi dice: proprio io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati. Quando uno di fronte a quelle 10 parole del mini rotolo si trova come davanti a un specchio, si vede tutte le colpe, lo sporco che c'è praticamente. Le 10 parole, espressione del suo carattere, sono specchio, non possono pulirci dalle colpe del passato. Solo, come diceva Rotolo prima grotta, il Messia che è stato trafitto, il suo sacrificio, il sangue può purificare e ha pagato per le nostre colpe. E cosa bella, solo in seguito a questo intervento possiamo apparire di nuovo davanti a quelle 10 parole senza imbarazzo e confrontarsi con le sue 10 parole essendoci puri. E questa è la cosa che è stata detto, che il Messia, secoli prima, abbiamo già letto, ha sacrificato, ha offerto la sua vita per le colpe e la sua anima ne sarà soddisfatta, per la sua conoscenza renderà giusti molti perché si caricherà delle loro iniquità. L'idea che possiamo essere giusti non per i nostri sforzi, ma possiamo apparire senza imbarazzo davanti a Lui, è una cosa molto bella. L'idea, come dice questo rotolo, che possiamo apparire davanti a Lui così come siamo, perché molte volte le persone che vogliono avvicinarsi, apparire davanti a Lui, spesso cercano di mettersi a fare delle cose per essere più accettevoli, più meritevoli, fare qualcosa di buono in modo che quando parlo con Lui, mi rivolgo a Lui, sono più gradito. No, non c'è scritto che c'è bisogno di fare così. Così come siamo possiamo arrivare, ci pensa Lui cambiare. Non solo, nel rotolo c'è scritto: venite, parliamo, discutiamo. Non c'è bisogno, come a volte le persone sono insegnate, di fare una confessione forzata o dire a parole
ti amo, ti adoro, mi piaci, quando poi il cuore è lontano non è vero. Dice non fate queste cose qua, venite così come siete, in maniera sincera a parlare, ci pensa Lui. È inutile fare confessioni forzate, dire mi dispiace per quello quando in realtà il nostro cuore non ci dispiace e siamo legati a certi magari schiavitù, certe pratiche, certe colpe che praticamente non siamo riusciti a vincere. La sincerità è quella che conta, venire da Lui, parlare così come siamo. Il cambiamento nei rotoli c'è scritto viene da Lui. Perfino la tristezza per le colpe che abbiamo fatto nel passato viene da Lui. I Suoi discepoli che erano intorno al Messia raccontavano che il pentimento, la tristezza per le colpe che abbiamo fatto viene un dono da Lui. Quando conosciamo più il Suo carattere, com'è, cosa ha fatto per noi, come siamo noi e com'è Lui. Quella tristezza quando viene e ci investe è un dono di Lui, non è che produciamo noi la dispiacere per le colpe. E dice, quando succede così, tutto quello che gli diciamo, mi dispiace, ho fatto questo, sono stato testa di rapper egoista lì, sono stato crudele, ho fatto questo. Quando gli diciamo così, viene cancellato come se non avessimo mai fatto, si carica delle nostre iniquità, ma bisogna farlo adesso, quando succede questa cosa qui, e andare da Lui così come siamo, e veniamo praticamente cancellati dalle nostre colpe e giustificati, e cercarlo perché possono, una volta che siamo così rinnovati ad avere un rapporto con Lui, cercarlo è importante perché possono accadere molte cose, anche dei miracoli, prodigi e manifestazioni di grande potere della Sua presenza, come succedeva, come scritto nei rotoli antichi. Stasera voglio raccontare un po' di esperienze documentate dei miracoli, prodigi accaduti davanti testimoni, anche davanti atei, o delle esperienze fermate, perfino dalle persone testimoni degli atei da quanto accaduto. Perché qui c'è scritto, non ho detto traduzione alla progenie di Giacobbe, cercatemi invano. Quindi cercare Lui è una cosa che veramente vale importante, perché dice, non ho detto a Giacobbe e alla progenie di Abramo, a tutti quanti, cercatemi invano. Dice, ma tu non mi hai invocato, anzi ti sei stancato di me. Vedete questa dimensione quasi umana, tra virgolette, è un essere personale, è una persona. Quindi il problema è che spesso non accadono le cose come nei tempi antichi, prodigi, guarigioni, trasformazione della vita, la vittoria su le colpe, i crimini, i peccati. Non c'è libertà di questa schiavitù perché spesso le persone non lo invocano con la bocca, dicono cose formali, non sincere, ma non con il cuore. Qui dice no, venite così come siete, parliamo sinceramente. E poi cosa interessante, dice ci penso io a cambiare, ci penso io a fare cambiamenti. E cosa dice? Anzi, tu ti sei stancato di me. Il problema è che spesso le persone si stancano. Invece ha promesso, mi troverete quando le copie di Geremia venivano copiate spesso a Qumran e ci avevano, oltre nella Tanakh, che sono state incluse queste parole dell'Eterno. Mi cercherete, mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Spesso non succedono miracoli o cambiamenti di vita o prodigi o altre cose perché non viene cercato con tutto il cuore. E qui dice una cosa, così dice l'Eterno, il savio non si glori della sua sapienza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si gloria di questo, di aver senno e di questo, di conoscere me, che sono l'Eterno, che esercita la benignità, il diritto e la giustizia sulla terra. Dice, in questo mi piace. Quindi poter conoscere Lui è la cosa più importante che concentrarsi a fare dei riti, buone opere e altre cose. Conoscenza di leggere le sue parole, parlare con Lui, è la cosa fondamentale. Venire ogni giorno, appena ci svegliamo, dire con libero arbitrio, scelgo te, sono tuo, cambiami. Andiamo insieme in questa giornata, prendere le sue parole e leggere. Questa è la cosa che conta. E tutto il resto è conseguenza. Questo Lui disse, questo è il nuovo patto. Nei rotoli antichi, come a volte qui europei dicono per la Tanakh, Antico Testamento, Antico Patto, c'era scritto così, questo è il nuovo patto che io farò. Ha detto che scriverà le sue leggi sul cuore e nella mente, metterà il suo spirito dentro di noi, se con libero arbitrio lo cerchiamo, lo vogliamo, e dice, e io vi farò camminare secondo le mie leggi e i miei statuti.
Quello che a volte uno si sforza di fare non ce la fa, ma se lo cerca con tutto il cuore, Lui può fare per noi quello che noi non siamo capaci di fare per noi. E disse che non scriverà queste leggi sulle pietre di tavola, ma sul nostro cuore, nei sentimenti, i 10 comandamenti. E dice, a volte se uno si sforza e non ce la fa, dice, cercando Lui, sarà Lui a fare. E dove cercarlo oggi? Una volta le persone potevano essere, uno potrebbe dire, avvantaggiate, perché vedevano Mosè, vedevano accadere grandi miracoli, vedevano le cose straordinarie che succedevano, vedevano questi profeti, segni prodigi. Alcuni che erano intorno a lui nell'impero romano lo vedevano direttamente perché in mezzo a loro. Alcuni oggi lo stanno cercando perché vogliono visitare, vanno a visitare luoghi dove lui ha vissuto, ha dormito, ha operato, fatto dei prodigi, vedere gli oggetti e luoghi che sono dell'epoca della sua età. Lo cercano di là, cercano nei luoghi dove sono accadute diverse cose e così via. Ma oggi, meno male, al di là di questo che è stato detto, oggi meno male, oltre a questi luoghi che si possono vedere e visitare dove lui c'è stato, come qui vedete la Via Dolorosa, luogo dove è camminato, luogo dove fu consegnato da Pilato, Calvario, luogo dove fu messo a morte, Porta d'Oro, dove è passato quando fu osanato, questa porta qui, quando venne proclamato per il re, Giardino di Getsemani, ai piedi dei Monti degli Olivi, Garden Tomb, la tomba del giardino e così via, i resti del Tempio che sono stati riportati, che ancora oggi la spianata del luogo dove c'era il Tempio esiste, il Capernaum, Cafarno, la detta sua città, anche se è nato a Betlemme, in Giudea, anche se è cresciuto a Nazareth per 30 anni, Capernaum è la città della Galilea più importante di tutte perché anche se è morto, ha preso le nostre colpe e risuscitato a Gerusalemme, Capernaum, questa città, è chiamata la sua città, perché tra tutti i viaggi qui sempre ritornava come la base. Qui tutte queste strade sono state, anche la sinagoga, calpestate dai suoi passi. Era con i discepoli, viveva praticamente qui tra un viaggio e l'altro, lì c'erano anche le case dei suoi primi discepoli. Su questo mare su cui loro raccontano, ha camminato, ha fatto tanti miracoli vicino, quindi oggi cercate, dice Rotolo, non ho detto alla progenie, agli uomini, mi cercate invano, perché esiste ancora, anche se noi non siamo in grado come i discepoli a vederlo personalmente e vedere quante cose accadevano su questo mare e così via, è stato detto, in questi rotoli si dice, che noi ancora oggi possiamo rivolgersi a Lui. E i Suoi discepoli, testimoni oculari, scrissero che oggi Lui si trova dal Monte degli Ulivi, fu l'ascensione, in un corpo incorruttibile, glorificato, reale, corpo che potevano toccare i discepoli, ha mangiato, l'hanno toccato. E dal Monte degli Ulivi, vicino a Gerusalemme, ci fu l'ascensione sua, nel cielo, nelle costellazioni del cielo, e dice lì c'è un santuario celeste in cui Lui materialmente c'è. Se fosse in direzione Orione, questo luogo, se avessimo un velivolo per andare e attraversare 1500 anni di luce, potremmo trovare le stesse guance, mani, le tracce delle cicatrici sulla fronte delle mani, sui piedi, in mezzo a miriadi e miriadi di esseri del trono spettacolare e così via. C'è ancora, è uguale di prima. E disse, se qualcuno lo cerca con tutto il cuore, lo può trovare. E dice, io mi farò sentire da lui, mi farò annunciare e vedere. Quindi la cosa molto importante descritta nei rotoli è rivolgersi a lui, libero arbitrio, parlare con lui, leggere le sue parole, rivolgersi a lui, perché ancora c'è, ancora esiste. E ancora quando oggi uno parla, il mio popolo ebraico, quando parlava con lui alzava le mani, faceva con gli occhi aperti davanti alla finestra, non c'è una regola che bisogna per forza avere le mani composte, chiudere gli occhi, stare in ginocchio. Alcuni del mio popolo, come Abramo, si sdraiava per terra, alcuni stavano in piedi, qualcuno come re Ezechia era sdraiato sul letto e piangeva quando pregava rivolto verso il muro. Quindi qualsiasi
luogo, situazione sia, non importa, ma quello che importa è che sia cercato con tutto il cuore e in costanza, perché le nostre parole possono essere sentite se viene cercato con tutto il cuore. I discepoli raccontavano così in tutto impero romano, testimoni oculari che erano con lui, con quelli che non lo vedevano più perché era letteralmente nelle costellazioni celesti, nel luogo santissimo celeste, nel Tempio, nei cieli, dicevano così: questo è il punto essenziale delle cose che diciamo. Ci abbiamo un reale sommo sacerdote, Gesù, Messia, che è passato nei cieli e sopra, e possiamo accedere in piena libertà, rivolgersi a Lui perché è vivo, come quando le persone si rivolgevano in terra. E potevano e possono ancora accadere le stesse cose come quando le persone si rivolgevano a Lui. All'epoca di Isaia c'era re Sedechia che doveva cessare la vita, stava per morire. Ha pianto, si è rivolto a Lui e gli ha aggiunto il tempo di vita, anni di vita. E se uno parla con Lui, perfino il nostro destino, la nostra vita può prendere una piega diversa da quella praticamente che sarebbe conseguenza delle nostre decisioni, effetto causa e così via. Quindi parlare con Lui a volte può cambiare il corso della nostra vita, della storia. È successo già. E non solo. Abitanti di Qumran, nei rotoli come questo, rotoli di Qumran, leggevano questi scritti degli antichi per capire cosa è buono per la salute. Prediligevano capire anche se ci sono rimedi da utilizzare, oltre a parlare con Lui, che possono aiutare la guarigione. E hanno visto che, oltre a parlare con Lui, aiuta tanto uso dei rimedi che Lui ha lasciato nella natura. Isaia aveva applicato e aveva raccomandato che si faccia un impasto di fichi secchi e che siano applicati, un impasto di fichi praticamente, su ulcera del re Ezechia, oltre la preghiera per la guarigione. Un altro generale di un popolo Siria, un generale siriano, Neeman, lebbroso, è venuto in Israele, ha cercato perché ha sentito che c'è questo grande Dio degli ebrei, Dio dei cieli, di tutta la terra, che può fare cose grandi. È guarito dalla lebbra, grazie alla fiducia, preghiera per lui, e non solo, con uso dell'acqua, 7 volte lavaggio nel fiume Giordano. Quindi qui impasto di fichi, lì applicazione dell'acqua del Giordano, quindi lavaggio, idroterapia, altre cose, benefici che la natura, insieme a parlare con lui, a volte possono fare cose grandi. Quando lui personalmente era in terra a scrivere ai discepoli, più volte ha detto, ha spalmato il fango, uso del fango, dell'argilla, delle cose naturali che sono nella natura, sugli occhi, ha dato lavati nella vasca di Siloe e è tornato che è diventato da cieco, di nuovo recuperato la vista. Quindi sua potenza, fiducia a parlare con lui e uso di rimedi naturali che già lasciato in natura possono essere importanti e validi rimedi per recuperare la salute e così via. E oggetti preziosi, le cose preziose non sono nei nascosti luoghi descritti nel rotolo di rame, ma la cosa più preziosa, il tesoro più prezioso tra le profezie dei rotoli della Tanakh è la persona, colui che è il Messia, colui che è indicato come l'Eterno, colui le cui origini, dice il profeta Michea, risale dai tempi antichi, dai giorni eterni. Lui è un essere eterno, anche se è nato, diventato l'uomo giudeo descritto da Tacito, Giuseppe Flavio. I rotoli hanno predetto in futuro il suo operato e hanno descritto che sia un uomo nato dagli uomini e generato, ma è un essere eterno. Suo titolo, suo nome è Padre Eterno, Dio Potente. Le origini risalgono dai tempi antichi, dai giorni eterni. Quindi Giuseppe Flavio, storico, racconta una cosa molto interessante riguardo a lui. Questa persona di cui i rotoli raccontano e che è la cosa più preziosa di tutte le cose, essere personale più prezioso, ancora è vivo e possedeva nei tempi antichi, quando era in terra, le doti soprannaturali, riusciva a fare le cose. Sentite cosa esce da Giuseppe Flavio, non è il Vangelo. In questo tempo ci fu un uomo saggio che era chiamato Gesù. La sua condotta era buona e guardate cosa scrive, ed era noto per essere virtuoso. Non sono discepoli. Un storico racconta che questo uomo era diverso dagli altri uomini della terra, dagli altri giudei. Aveva delle virtù,
virtù che si distinguevano dagli altri uomini. Quando il mio popolo sparla questo personaggio storico giudaico, non lo nega i capi anziani, nel Talmud babilonese, nella traduzione ebraica, viene tramandato, non nega la sua esistenza in Giudea e quelle cose che sono successe a lui, ma non solo, ammette che lui veramente era dotato e faceva delle cose straordinarie, non normali, non ordinarie, straordinarie, a tal punto che Giuseppe Flavio dice, non so i testimoni oculari solo, che faceva cose straordinarie, Giuseppe Flavio dice era noto, era conosciuto, famoso per le virtù. Gli altri non avevano queste cose qua. E qui nel Talmud babilonese testimoniano, anche se sono contro di lui, egli, Gesù il Nazareno, esce per essere lapidato, e qui perché ha praticato la magia. Quindi coloro che lo odiano ammettono storicamente, ci sono le tracce reali, che questo Messia, quell'uomo, faceva le cose straordinarie. Solo che qui lo incolpano. Giuseppe Flavio dice era noto per essere virtuoso, c'erano le cose particolari, era noto per questo, quindi diverso dagli altri uomini. Qui invece dicono che ha deviato tutto Israele, tutta la nazione dietro a lui, era straordinario, ma non dicono era straordinario e noto per essere virtuoso, non è una virtù, ma lo criticano, dice faceva cose strane, cose soprannaturali, sentite come chiamano? Ha praticato la magia. Quindi lui veramente, come scrivono i discepoli, ha fatto delle guarigioni, ha fatto dei miracoli, ha fatto dei prodigi, ha camminato sull'acqua, raccontano, 500 copie, traduzioni dal greco nei musei testimoni oculari raccontano che ha comandato al vento, ha comandato alla natura, e negli altri rotoli della Tanakh si dice che animali potevano andare dove voleva lui, controllo sulla natura, sul vento, sul mare, su cacciare praticamente, guarire le malattie e così via. Ora, queste testimonianze, queste cose descritte qua, possono accadere ancora oggi. Lui mise in guardia dicendo, attenzione se sono fatte da falsi profeti o messia, perché ci saranno falsi profeti e messia che faranno miracoli e prodigi veri, ma loro sono falsi. E rotoli antichi della Tanakh dicono, attenzione da cosiddetti veggenti o profeti che dicono che accadrà un prodigio, un segno, ma poi invitano le persone a pregare non Dio ma altre persone o altri oggetti. Dice, liquidate, non considerate, non ascoltate le parole di questi profeti. Lui disse, anche se fanno miracoli, i prodigi sono falsi. Quindi si sta parlando nei rotoli speciali qui, che le persone invocavano lui, si rivolgevano a lui, direttamente Elohim Adonai, e quindi succedevano queste cose qua. L'altra cosa, non hanno mai insegnato di adorare qualcun altro, pregare, rivolgere la preghiera a qualcun altro essere al di fuori di Dio, e quindi così nel nome suo e rivolti a lui e all'Eterno accadevano le cose. Possono accadere ancora oggi le cose così? Sì, e sono già accadute. Voglio condividere un po' di esperienze che sono successe davanti miracoli, prodigi, davanti testimoni e anche atei. E vorrei dirvi una cosa importante, questa cosa qui. Miracoli, prodigi, sono per l'importanza inferiori rispetto ai rotoli che contengono sua parola. Tra le parole che sono descritte nei musei, 500 copie in greco che hanno scritto i suoi discepoli, quelle parole sue sono più importanti dei miracoli prodigi. Se uno deve giudicare, a scegliere tra un miracolo per andare in una parte contraria da dove dice lui, o scegliere tra le parole nei scritti delle 500 copie, nei rotoli, sue parole, lui ha indicato che le sue parole, perfino le parole di Mosè e dei profeti, che è la Tanakh antica, che è stata trovata le copie tra i rotoli del Mar Morto, disse così: se uno non crede a Mosè e i profeti, anche se uno risuscita dai morti non si lascerà convincere. Quindi le sue parole nella Tanakh, nei Mosè e i profeti, nei rotoli antichi, che sono state le copie anche trovate a Qumran, sono più importanti e sono quelle più importanti da seguire rispetto ai miracoli prodigi. E quindi così è stato detto, anche i suoi discepoli hanno descritto. Però ciò nonostante, quando uno si rivolge a lui, cose ancora oggi possono accadere. Talvolta le sue risposte possono esserci quando ci rivolgiamo, no, per il nostro bene, che a volte chiediamo delle cose che non vanno bene,
A volte può essere aspetta, che è ottima la cosa che chiediamo, ma non nel momento giusto, sarebbe un disastro se ricevessimo subito, e a volte invece sì, che può essere sì che cose vengono a tappe o subito. Ecco la testimonianza che riguarda questa signora qua. Quando abbiamo fatto le conferenze in Sicilia, questa signora gli hanno confermato e gli hanno rivelato un tumore sul ginocchio, e dalla Sicilia è andata a Firenze, hanno fatto le analisi, è tornata in Sicilia e hanno detto subito deve ritornare a Firenze in Toscana perché qui la situazione è grave. È uscito quello che non doveva uscire. Siccome era molto preoccupata, ci ha detto devo andare, ho questo problema col tumore. Questa signora anziana che è mia zia adottata, e io le abbiamo chiesto, vuoi che ci rivolgiamo a lui, che mettiamo il tuo caso nelle sue mani? E lei ha risposto di sì. Abbiamo esposto il suo caso alle sue mani, abbiamo detto che si è fatta la tua volontà, tu sei meglio, guida il suo caso, ecco. Ci siamo già scordati. È andata in Toscana, non sono le mie parole quelle che sto per dire, sono parole dell'oncologo, io non sono medico, non mi intendo di medicina e di oncologia. Oncologo, medico, quando ha guardato il tessuto del suo ginocchio si è girato verso di lei e l'ha chiesto, signora, quale santo avete pregato? Qui c'è miracolo. E lei ha detto, non abbiamo pregato nessun santo, ci siamo rivolti direttamente a lui, a Dio. E per chi vuole, alla fine, c'ho i numeri telefonici, i riferimenti, i testimoni, e ho chiesto anche, mi hanno firmato anche molte persone e testimoni e diretti interessati di diverse esperienze che hanno accaduto, che io possa praticamente dire alle persone e che le persone possano telefonare e controllare, oltre che ci siano anche referti medici. Questo è un altro caso di una persona che conosco personalmente, stoica, in Toscana, è venuta alle conferenze che facevamo in Toscana per diversi anni col comune di Arezzo, e questa persona qui ha avuto un'esperienza incredibile, cioè ha avuto una frattura multipla delle costole. Quando hanno fatto analisi ha detto, dottore, io non ho portato qualcosa di pesante, anche se lavorava pesantemente, che mi poteva rompere le costole. Hanno fatto analisi, dice, dottore, mi dica qualsiasi verità ci sia. E il dottore l'ha guardato e ha detto, metastasi, 2 settimane di vita, il tumore cancro alle ossa. Ormai è tutto finito, non c'è niente da fare. In realtà in seguito, quando i medici hanno fatto analisi approfondita, hanno capito che fu metastasi, praticamente il tumore del sistema nervoso e dei nervi, che è passato sulle ossa e quindi è tutto andato. Cosa è accaduto? È accaduto che lui, anche prima di venire in conferenze, credeva nell'Eterno, aveva un rapporto suo sincero. L'unico problema, e ci ha raccontato anche, che lui tutta la vita ha mangiato tanta carne, e sempre carne, un'alimentazione strettamente basata sulle carni, formaggio, ma a tal punto che a volte gli veniva la nausea, diceva smettere per 2 o 3 giorni perché non riusciva più a accettare e alimentarsi così, poi continuava di nuovo. Cosa è accaduto? Quando è successa questa cosa qui, ha avuto voglia come re Ezechia, re di Giuda, che piangeva e parlava con l'Eterno. Adesso devo morire, 2 settimane è finito, voglio vivere ancora, se mi puoi prolungare, prolungami la vita. Ha chiesto. E sentite cosa ha fatto? Ha chiesto, e ha chiesto a altre persone di chiedere per lui questa cosa qui, di affidare il suo caso nelle sue mani. È successa questa cosa qui, che c'era un medico negli Stati Uniti, oncologo, il quale gli ha detto, e che poi il medico che prega, ha fede in Dio, gli ha detto, guarda, se vieni qua, anche se metastasi, cerchiamo, con le preghiere e con metodi che ci siano, naturali anche, oltre che questo medico è riconosciuto come anche la medicina tradizionale, disse, possiamo tentare, possiamo fermare metastasi. Allora, non aveva
il denaro per biglietto da qui a Stati Uniti e per la clinica. Hanno raccontato il suo caso e si è fatta raccolta. Abbiamo raccolto il denaro sia per biglietto sia per i giorni che servivano per andare in questa clinica. Quando serviva il biglietto da visita, biglietto d'aereo, quindi poteva essere già preso, quando serviva il visto dell'ambasciata americana di Firenze fu negato. L'hanno portato praticamente in una carrozzina perché ormai, lo sapete, Metastasi era andata avanti, quindi tutto si sbriciolava e non poteva stare in piedi. Quando l'ambasciata americana ha visto tutta la pila dei documenti e la sua volontà di andare negli Stati Uniti, e che ormai è considerato l'uomo morto, che ormai c'è solo funerali tra pochi giorni, pur avendo tutte le carte e tutte le condizioni per andare negli Stati Uniti, gli hanno negato il visto, dicendo che non vogliono prendersi responsabilità poi le spese per la salma, per spostare corpo, tutti i trasporti dagli Stati Uniti d'America qui in Italia e così via. Quindi gli hanno negato. Ma cosa è accaduto? La voglia di vivere era ancora. Hanno telefonato il medico negli Stati Uniti e che ha detto: va bene, facciamo oltreoceano, via internet, telefono, roba varia. Ha avuto tutti gli esami, tutte le cose che è stata fatta e gli ha dato una cura naturale con queste preghiere. Gli ha tolto subito tutte le proteine animali, ma non solo, anche farina bianca, zucchero e anche proteine dei cereali e legumi, tutto. Quindi gli ha fatto in base al peso, in base a tutto il caso che aveva, una cura personalizzata che consisteva dei rimedi naturali, tipo 2-3 kg di spremuta, ma tutto era preciso in base a quello che aveva, come era 2-3 kg di limone spremuta, bere quello nutriva ma anche uccideva i tumori. Poi le carote, spremuta di mele e altre cose e così via. E seguendo questa cosa qui, lo sapete, e preghiere, lo sapete cosa è accaduto? È passata una settimana, non è morto, niente funerali. È passata un'altra settimana senza i funerali. Quando è passata la terza e quarta, è apparso dopo davanti ai medici oncologi che l'hanno visto prima. Sono rimasti sbigottiti perché vedevano l'uomo che cammina, un uomo morto che da 2 settimane non doveva esserci più. Senza chemioterapia, perché ormai non c'era da fare nessuna chemioterapia perché era già spacciato morto, è finito tutto, non c'era più niente da tenere. Voi immaginate l'orologio con i granelli di sabbia. Finiti i granelli di sabbia, vedono metastasi, tutto è finito. Gli ultimi granelli di sabbia che tu dici adesso cadono questi perché velocità è quella, tra 2 settimane sei morto. Funerali, non ci sei più, è finito, non facciamo né chemioterapia né radioterapia, niente, perché è finito. Vedono questi granelli di sabbia, per modo di dire simbolicamente, anziché di scivolare giù, fermi, anzi nell'aria. Il tempo si ferma, è incredibile. Fanno degli esami, tutto quanto, e scoprono una cosa coinvolgente. Scoprono che la metastasi è stata arrestata, bloccata, è fuori di testa, è una cosa incredibile, fuori dalle statistiche, fuori dal possibile, è una cosa sinonimo dell'impossibile, un fenomeno. Niente terapia, niente chemioterapia, niente radioterapia, niente nulla. In questa maniera, con rimedi naturali, con questa preghiera sincera, è accaduto. Non solo, la sua vita che era nella carrozzina, quindi era debole, non riusciva a essere che seduto, sdraiato, la sua vita ha continuato, si è allungata la vita. Quando uno vuole vivere anche 20 giorni o 2 mesi è tanto, perché a cui hanno detto 2 settimane. Come re Ezechia voleva prolungamento della vita, l'ha ricevuto. Terzo mese, quarto mese, quinto mese, è successa una cosa incredibile. Metastasi bloccata, e cosa interessante è questa, miglioramenti, cioè iniziava a sentire forza. Incredibile, iniziava a camminare con le protesi, con ausiliario di altre cose, senza sedia a rotelle perché sentiva che stava migliorando, sentiva ad acquisire forza. E questo era fuori, di nuovo gli altri esami, di nuovo radiografie, tacchi, altre cose. Questo era fuori, un fenomeno, una cosa impossibile per oncologi qui in Italia accaduta. Questi documenti esistono ancora, conosco la sua moglie, i suoi figli, siamo stati da lui personalmente, documentazione c'è, questa esperienza è accaduta davanti ai medici, testimoni oculari e così via. Cosa è accaduto?
È accaduto che alla fine, quando abbiamo fatto le conferenze, nel 2012, quando c'erano luglio, campionati di europeo di calcio, col comune di Arezzo, le conferenze sotto le stelle nella Villa Saveri, praticamente, è successo proprio questo. Questo è un nostro amico in comune che conosce Stoica, quello che ho indicato poco fa. Allora, da lui e gli altri ho sentito, mesi prima, e quando sentivo anche lui personalmente Stoica, dire: guarda che Stoica sta camminando col tutor, senza stampelle, col tutor intorno alla schiena, sta camminando nei parchi di Arezzo. Allungata la vita dei 6-7 mesi, è una cosa incredibile, impossibile. Non solo, quando eravamo qui a fare le conferenze nel mese di luglio, è venuto personalmente da me e ha detto: David, sono riuscito, posso dire una cosa, senza tutor, ha continuato a cantare, a andare anche avanti, questa forza, nonostante che era bloccato, che è una cosa incredibile, è un corso fuori normale. È venuto e ha detto: sono riuscito a distribuire per le conferenze 1000-2000 volantini, un pacco di volantini, voi prendete un pacco a vedere 1000 volantini quanto pesano, per uno forte, sano, che non è nella metastasi praticamente e non ha avuto problemi di questo tipo. 2000 li ha distribuiti, era tutto contento e felice di dirmi questa cosa qui. Questo l'uomo praticamente è nella storia, perché riguardo a lui sono accadute, cioè dovrebbe entrare nella storia dell'oncologia, perché è accaduto una cosa che è fuori dal corso normale per i medici e oncologia, e soltanto doveva esserci funerale dopo 2 settimane. Invece, come al re Ezechia, la vita che doveva essere finita in quell'epoca è stata allungata perché ha chiesto e ci fu prolungamento. La stessa cosa anche qui, anche se oggi non c'è Stoica, l'ha chiesto, ha avuto prolungamento. I parenti, i familiari contenti per tutti questi risultati, ma anche poi quando è successo, contenti perché si è allungata la vita, si sono preparati psicologicamente, se succedeva rispetto a 2 settimane, e soprattutto aspettano il ritorno di Messia e di rivedere Stoica tra i risuscitati e altri vivi che ci saranno col corpo incorruttibile e così via. E cosa interessante che è accaduta non solo qui, vi racconto qualche anno fa qui in Calabria, Capo Vaticano, la spiaggia bellissima dai francesi, messa praticamente questa zona Capo Vaticano tra 100 spiagge più belle del pianeta, e nel villaggio Costa Verde, quando sono stato, dove ci sono tante bungalow, spazi per autocamper e tende, sono stato, è successo il miracolo che è legata a questa spiaggia. Cioè, cosa è accaduto? Ci sono stati testimoni, questi animatori, la gente, le figlie proprietarie e così via. Questa spiaggia che qui vedete praticamente, animatori e tutto il villaggio che c'è praticamente con tanti programmi da mattina a sera. Allora, questa spiaggia di questo villaggio Costa Verde c'ha un punto debole. Vedete queste scale? Quando ci sono le tempeste, il mare riesce a togliere la sabbia, e sabbia scende anche a volte un mezzo metro, 1 metro sotto le scale, e la gente che dal villaggio deve scendere sulla spiaggia ha difficoltà, i bambini anziani, di fare un salto di 1 metro prima di scendere nella sabbia. Ed è questo proprio quello che purtroppo è successo. Tutte queste attività praticamente spariscono quando la gente, quando succede questo, vada via, perché anche se ci sono servizi nel villaggio turistico, se sparisce la sabbia, come a volte può succedere, vedete qui, se sparisce, preoccupa i proprietari del villaggio. Vedete qui, la spiaggia che era lunga qui, adesso la sabbia, le onde che stanno portando via. E a questo punto si preoccupano i proprietari di questo villaggio, perché la sabbia può essere talmente portata giù, non solo 1 metro, ma completamente giù, in modo da lasciare, ecco, 1,5 metri, 2 metri, o addirittura, come loro sanno, perché da 30 anni sono le persone che stanno lì, sanno che se c'è una forte tempesta che tira fuori sabbia, sanno se lo scoglio qua dietro che vedete è marrone, sanno esattamente quando quale tempesta, alta, bassa marea sta togliendo la sabbia, e
è talmente preciso, dice, per 30 anni sono abituati, hanno visto, non c'è niente, nulla da fare. È un disastro perché, come vedete lì, le scale scoperte di sotto senza sabbia, viene portata completamente fuori e viene trasportata così, in un campo deserto, praticamente da così, si trasforma così, a una spiaggia desertica, con questi massi di rocce, priva di sabbia, ed è proprio quello che è accaduto. Quando ero lì, i proprietari erano molto preoccupati, ho fatto firmare loro tutto questo racconto, che l'altezza della sabbia era quasi 1 metro sotto le scale, e mi hanno firmato anche Gigi e Dana, la figlia e il fidanzato della figlia del proprietario, di quanto è accaduto. Mi hanno firmato e mi hanno detto, la figlia diceva, siccome sapevano e hanno visto che venerdì sera mi ero appartato alla mia bungalow per pregare e adorare, mi ha detto, prega che questa tempesta non porti via sabbia, perché hanno visto cosa stava succedendo. E io, colpito da queste parole che sembravano quasi una fiducia in qualcosa che possa succedere, ho detto, lo chiederò e penso che il mio Dio lo farà. Non ho detto che lo farà di sicuro, ma ho detto penso che lo farà, perché quando uno esprime una fiducia così, proviamo. Sono andato nelle mie stanze e mentre la sabbia veniva portata, ho detto, cosa potevo dire? Ho detto, se dipendesse da me io farei, cosa posso fare? Non posso fare nulla. Ho detto, hai sentito cosa mi hanno chiesto? Ho detto, vedi tu, è nelle tue mani, decidi te. Lo sapete cosa è successo? Quando sono sceso a cena, i proprietari hanno sentito che la sua figlia e il fidanzato parlavano con me e creavano una specie di speranze per vedere dopo tutta questa tempesta uscisse fuori. Hanno detto proprio questo, il loro padre proprietario, noi siamo gente di mare. Quando è tutto marrone fino a quel scoglio lì, loro sapevano che in questo caso questa tempesta avrebbe tolto e quindi sarebbe stato un disastro. Ma dicevo a loro, visto che a volte durava 3 giorni, continuiamo ad aspettare e vediamo cosa succederà. Dopo 3 giorni e una notte è successa una cosa incredibile. Questi animatori e altre persone, che per loro questa sabbia, questa spiaggia sembrava normale, non è risultata normale per Gigi. Quando l'ha vista che doveva essere svuotata e anziché invece ha riempito e c'era presente, Gigi, il fidanzato di Dana, è rimasto colpito. Per lui era una cosa straordinaria, miracolosa, perché 30 anni che vivono qui e sanno che quando succedono cose del genere la sabbia viene portata, la spiaggia viene trasformata in una desolazione. Vederla invece contro tutte le statistiche, contro le conoscenze che hanno, e mi ha detto Gigi, ha detto e animatori hanno sentito, strano, di solito dura 3 giorni, questa volta è stata, sembra, una notte in più. E dice, incredibile, per lui era un incredibile vedere così, per molti sarebbe una spiaggia normale come altra, ma loro sanno che in 30 anni che sono qui, che questo che è accaduto è impossibile. E questi ragazzi che hanno sentito Gigi dire una cosa del genere, che questo è un miracolo, una cosa impossibile che è accaduta, hanno detto, ma no, quale Dio, quale miracolo, questo è semplicemente l'opera della natura, il vento, le onde hanno portato la sabbia, è stata tutta la natura a fare, non c'è niente di miracoloso. Invece Gigi e Dana lo sanno, come Gesù ha detto, che per 30 anni, quando succede in quella maniera, sanno se è possibile. E non solo che la sabbia è venuta e ha riempito quel metro che mancava come mancava prima, ma addirittura è venuta e non è stata portata, ma è stata riportata indietro, ha coperto più di quello che è necessario, ha coperto sia il primo gradino, è andata anche a depositarsi sul secondo gradino, sopra. Quando in questo villaggio turistico, nel mese di agosto, mi pare 2005 o 2006, animatori che lavoravano tutti i giorni, dalla mattina a sera qui, e non avevano giorno di riposo, dalla mattina a sera facevano questi lavori, anche dopo pranzo alle 2 precise facevano praticamente mini club per i bambini, vedendo, e da 2 mesi che non si riposavano, vedendo da 3 giorni che c'erano le nuvole, ma non c'era nemmeno una goccia di pioggia, che loro speravano che piovesse e si annullassero
i programmi di animazione. La gente intorno a questo anfiteatro mangiava, c'era il ristorante e quindi nessuno aspettava la pioggia in quei 3 giorni, ma neanche il giorno che era 3 agosto 2005-2006. Questi animatori, guardando il cielo e ricordandosi cosa è stato detto per la spiaggia, mi hanno guardato e durante il pranzo che mangiavamo, era tipo l'1, e siccome le 2 dovevano attaccare con lavoro mini club 200 qui nell'anfiteatro, hanno guardato le nuvole, ma neanche una goccia. Mi hanno guardato e hanno detto, perché tutti quanti, d'accordo? Perché, guardando, non chiedi che facesse piovere? Così si annullano e perlomeno si annullano i programmi, possiamo perlomeno riposarci un pomeriggio, un giorno, no? Dopo 2 mesi che non avevano un giorno di riposo. E io nella mia testa ho pensato e ho detto, ma non è, poi gli ho chiesto, che se piove alle 2.00, perché iniziano, è l'ora di pranzo, alle 2 inizia il primo programma, se dovesse essere annullato, quindi alle 2.00, non è che se inizia a piovere alle 2.00 voi dite che è l'opera della natura? E Simone e gli altri dissero, no, assolutamente, se questa volta accade, che se non lo programmi inizia a piovere, veramente crederemo che è un miracolo. La cosa interessante, sono andato sulla spiaggia, guardavo il tempo, sole, le nuvole, come altri 3 giorni, non cambiava nulla, la gente intorno all'anfiteatro continuava a mangiare, i camerieri servivano, nessuna traccia della possibilità di una pioggia, ma mi ricordo come ero emozionato perché ho detto, tu vedi cosa hanno chiesto, secondo me non vale fare perché hanno detto che è roba della natura, ma se tu ritieni, fai tu, sono felice che sei vivo, che senti le cose. 5 minuti prima delle 2 fu detto e annunciato il megafono ai bambini che alle 2.00 iniziano le attività qui nell'anfiteatro. Alle 2.00 mi sono trovato qui all'interno dell'anfiteatro, ho visto alle 2.00 la pioggia cadere praticamente da questa rete qua forte e in mezzo sopra la rete, cadere su questi pavimenti e sulle mie guance. Mi ricordo quando è venuto un bambino proprio in quel momento alle 2.00 dicendo caspita, proprio adesso piove quando dovrebbe esserci le attività. E dicevo, vedi ragazzi, si stanno annullando. Animatori che sono usciti gridando di gioia dicendomi, è incredibile il miracolo, sono le 2.00 e quindi Simone che diceva, tra i ragazzi dell'animazione diceva, non credo nei miracoli, ma quando succede come adesso, che ti abbiamo chiesto, tu si è rivolto a lui e hai chiesto e succede, questo crede che sono miracoli. E cosa interessante, il cuoco ha corso dalla cucina, il chef, verso l'anfiteatro, ha visto la gente gridare, alzarsi dalle tavole, quelli che mangiavano, perché nessuno aspettava 3 giorni di sole, anche se c'erano le nuvole, un goccio di pioggia, ha detto, gli ho chiesto, Michele che ore sono? Il cuoco ha risposto 2.00, il mio orologio che andava 5 minuti avanti segnava esattamente 2.05. Quindi alle 2.00 esattamente, è 2.00, non all'1.57, non all'1.59, non alle 2-3 minuti, ma 2.00. 2.00 per 60 secondi rimane 2.00. In quel momento ci fu la pioggia. Mi ricordo che stavo con le guance sotto la rete a sentire queste gocce forti di pioggia che per me erano come espressione di un affetto da colui che è vivo e può fare le cose. Che questo sia vero è descritto nei fogli di questi ragazzi, gli ho fatto leggere e firmare come dal notaio quando uno fa testamento, le deposizioni, firma per esteso, nome e cognome e anche del cuoco Michele. E non solo, ho chiesto loro la possibilità che le gente in conferenze che sentono di queste cose qua e vogliono controllare possono prendere numeri telefonici cellulari e telefonare per farvi raccontare le stesse cose che sono realmente accadute. E cosa interessante è questa, che oltre a questo discorso qui, che lui può guarire, fare delle cose straordinarie ancora oggi, come quando diceva al mare taci o calmare le onde, il vento, cambiare il corso della sabbia o comandare la natura e altre cose, o anche gli animali che potevano seguire un corso che veniva detto in antichità, che si meravigliavano le persone degli animali che entravano nell'arca. È successo così. In California, a Los Angeles, 50-60 miglia circa, vive la mia zia. Tutti questi ragazzini che vedete erano testimoni di un prodigio, una cosa incredibile accaduta. Questi ragazzi qui, e non solo, nella zona della mia zia che vive a Laguna Hills, che si trova qui, è una zona che
qualche anno fa è stata tutta infestata dai topi, anzi dei ratti, grandi così con la coda 10 centimetri. Allora, amministratori del quartiere hanno preso le misure per combattere questo problema in questa zona residenziale bella e hanno portato le trappole, tutte le cose e così via, ma il problema è uscito perché nella casa di mia zia uno è sopravvissuto, è diventato intelligente, da mesi non acchiappava nessuna trappola, non mangiava, non toccava nulla di strano, probabilmente dall'esterno è venuto, dalla porta aperta in casa, ed è entrato praticamente davanti a tutti noi, è scappato in cucina sotto i mobili. Ho cercato invano per ore e ore di cacciare, di passare, di spostare, di fare qualcosa, ma non c'era nulla da fare. Abbiamo perfino sul tappeto messo la trappola, il cibo e altre cose, ma niente da fare. Abbiamo perfino circondato, essendoci lì la cucina che avete visto poco fa, abbiamo circondato, prendo la finestra, porta finestra del giardino, abbiamo messo le scatole nella speranza vana che lui uscisse e scappasse fuori. Niente. Alla fine, dopo tutte quelle ore che non c'era nulla a fare, mi sono rivolto ai ragazzi e ho detto: ragazzi, vogliamo rivolgerci a lui che ci aiuta, perché da soli non possiamo sbarazzarsi da questo grande problema, che non è tra l'altro neanche igienico. E hanno fatto, con tutta la sincerità come i ragazzi e i bambini hanno fatto. Abbiamo parlato con lui e sapete cosa è successo? Anche mia cugina c'era anche Anna. È successa una cosa strana. Il topo ratto è uscito da solo, qui, sul tappeto, e si è messo fermo lì, per i minuti, come se per dire: eccomi, sul piatto d'argento, sono pronto per essere acchiappato, portato fuori. È cosa interessante, quando dopo tanti minuti che eravamo sbigottiti i ragazzi e io e loro, un topo che si ferma lì con gli occhi aperti, che sta fisso per 5 minuti e ci guarda fermo lì ad essere aspettato per essere preso, dicevamo: questo non è normale. Ho sperato in maniera invana di raggiungere con una scopa per spaventarlo in modo che scappasse non dentro ma magari sfuggisse fuori lungo le scatole che facevano la muraglia, no? Dalla cucina. Ma vedevo che non riuscivo a avvicinarmi e avevo paura che sarebbe spaventato e sarebbe rientrato sotto come prima. Alla fine, lo sapete, siccome continua a stare così, e mi sono ricordato che abbiamo parlato con lui, ho detto: può darsi, sta succedendo una cosa di straordinario, non naturale, e quindi se faccio qualcosa di straordinario che nel solito normale l'avrebbe spaventato e fatto scappare via, se succede una cosa straordinaria non dovrebbe farlo. Ho provato a saltare le scatole, l'ho fatto, mi sono avvicinato sul tappeto, stava fermo lì. Alla fine ho detto: è incredibile. Ho chiesto ai ragazzi: portatemi una cesta, quella di carta piccola, con dentro avvolta sacchetti di spazzatura di plastica, proviamo a coprirlo su. Ho fatto una cosa incredibile, sono andato dietro, a 20-30 centimetri, non si muoveva, dietro di lui, e ho preso questa cesta di carta sopra, per la carta cesta, con dentro vuota, con sacchetto di plastica, e ho detto: qui sta succedendo una cosa incredibile, faccio così, portandola 30 centimetri sopra lui e stava fermo, ho detto: facciamo così, posso fare il lusso, posso anche contare gli ultimi 10 secondi prima di correre per forza di acchiapparlo, no? Ho contato 10 secondi dentro di me, alla fine l'ho buttata giù, è rimasta la coda fuori, l'ha tirata dentro, mi sono seduto, i ragazzi hanno urlato di gioia, la mia cugina ha aiutato a trasportare piano piano il tappeto fuori, mentre io tenevo praticamente fissa questa cosa qui, e ci siamo ribellati. Questo è accaduto realmente, davanti ai testimoni oculari, è una storia vera. Quindi, vento, sabbia, una cosa incredibile nel villaggio Capo Vaticano del Costa Verde, il villaggio Costa Verde, il fatto della pioggia che piove alle 2:00 e annulla le attività degli animatori in modo che si potessero riposare perché hanno chiesto, il fatto che succedono queste cose qui incredibili, come questa cosa straordinaria guarigione di questa signora di Ragusa, di Sicilia, oppure la storia di Stoica, la sua vita si è prolungata contro ogni aspettativa, contro ogni cosa. E non solo, qualche anno fa, papà di Anna
è andato in coma, ha avuto un'emorragia cerebrale. E anche altri che sono portati nel reperto della rianimazione, anche di giovani più forti, hanno avuto la stessa cosa. I medici non sapevano se avrebbe sopravvissuto la notte. Purtroppo la medicina è molto importante, ma il camice bianco e l'uomo, e solo l'uomo, non è Dio, non può salvare, non può allungare la vita. Ci sono momenti, situazioni in cui non si sa niente. Non sapevano neanche se sopravviveva quella notte. Se ritornava dalla coma sopravviveva. Non potevano neanche dare, era in prognosi riservata, non potevano dare neanche speranza che sarebbe vissuto 2 giorni perché non sapevano se sopravviveva quella notte. E altri, più forti e robusti e più giovani, non ce l'hanno fatta, che sono entrati e hanno avuto la stessa cosa, la stessa emorragia cerebrale come lui. E lui, quando abbiamo saputo questa cosa qui, ci siamo rivolti all'Eterno. Io ero in Svizzera, sono andato, perché ero in compagnia, sono andato in bagno a parlare, in modo che non mi disturbasse le persone, non mi vedessero che io prego. A parlare con lui ho detto: guarda, qui medicina si ferma, non possono aiutarlo, non sa neanche se sopravviverà stanotte. I giovani e forti che hanno simili cose non sopravvivono neanche una notte o 2 notti, figuriamoci lui. Ecco, nelle tue mani, ti prego, prendi il suo caso. È uscito di coma, si è recuperato, ha riacquistato la memoria, ha riacquistato la capacità di parlare, ha riacquistato la possibilità di mangiare con una mano che funziona e tante altre cose, soprattutto gioia di non portare fiori, ma avere questi anni in più di poter stare insieme e gioire. Perché se si parla con lui, le cose che non succedono praticamente possono succedere anche se è impossibile che accadano. Simili cose sono accadute alla mia zia, anche lei la stessa cosa. Nella clinica dove è stata, altri giovani forti che hanno avuto lo stesso ictus cerebrale non ce l'hanno fatta, e per lei lo stesso abbiamo chiesto, è uscita fuori di coma, ha recuperato, e i medici hanno detto sei un miracolo che cammina. Per cosa è successo e che tipo di ictus cerebrale ha avuto e così via. Quando siamo stati in Sicilia a Ragusa, nel teatro Tenda, col comune di Ragusa, a fare le conferenze, in una sala di circa di 1200-300 posti, dove di solito viene anche Morgan a fare concerti, Carmen Consoli e così via, una sala enorme, avevamo tanta gente, e in quell'occasione abbiamo avuto la possibilità di conoscere questa signora molto cara, sorella della mia zia adottata, che mi ha fatto testimone del matrimonio, che ha avuto e ha problemi col cuore, gravissimi problemi col cuore. Il suo cuore è andato in fibrillazione e i medici dicono: quando è così, subito pronto soccorso. Un sabato pomeriggio abbiamo chiamato pronto soccorso. E quando è così hanno detto: corri, perché il suo cuore è già molto rovinato e debole, quindi può esplodere da un momento all'altro. Quando succede così bisogna evitare queste cose qua, perché ogni secondo può esplodere e morire. Quando è venuta l'ambulanza abbiamo invocato per suo caso la sua presenza, e lei mi ha raccontato dopo: dentro l'ambulanza sentivo la sua presenza e sapevo che voi vi siete rivolti a lui, anche lei si è rivolta a lui. È successo che il medico ha detto: non possiamo intervenire, non possiamo fare nulla per fermare purtroppo questa fibrillazione, che non deve continuare assolutamente, perché hanno scoperto che il suo cuore si coagulava e quindi dovevano prima dare le sostanze che dovevano rendere sangue fluido per poter interagire. E quanto stare in queste condizioni? Per 20 giorni. E lei diceva: ma dottore, non devo stare neanche 2 minuti, appena succede, perché può succedere con cuore così debole, può succedere tutto, può esplodere, infarto. E lui disse: non possiamo fare nulla, adesso non possiamo interagire, perché il sangue in questa maniera, solo se viene reso fluido si può interagire, ma devono passare 20 giorni. Per 20 giorni era come una che camminava in un campo minato. Ogni secondo il suo cuore, con queste fibrillazioni, poteva esplodere. E questo sapevano, non doveva stare neanche 3 minuti così. Per 20 giorni
veniva alle conferenze, continuava a pregare e così via e altre cose, si è rivolta a lui, è uscita da questo campo minato, poi hanno potuto interagire, il sangue è diventato più fluido e così via, quindi è stata risolta questa cosa qui. Questo è l'uomo che conosco, cantante personalmente, cantante che a livello europeo e anche in Germania ha avuto grande successo praticamente, cantante che purtroppo ha avuto grossi danni e problemi con la droga, è iniziato con piccole cose per poi finire con quelle tremendi, poi né marijuana né cocaina ma anche eroina e tante altre cose sono state dannose per lui, tanto è vero che è giunto un momento che non riusciva più a stare senza avere i dolori e le crisi che lo strappavano in una maniera incredibile. Racconta, il mio dolore era così forte che se dovessi esprimere la dipendenza e dolore quando mi prendeva la crisi, che ogni ora, ogni 60 minuti doveva prendere un'altra porzione della droga, eroina e altre cose. Dice, il dolore era così forte, ha provato di fare di tutto per smettere, non ce l'ha fatta, ha promesso alla sua moglie, alla sua figlia che sarebbe stata l'ultima volta, ma non riusciva. E i suoi familiari ormai sapevano che era dentro questa schiavitù impossibile da infrangere. E dolore era così forte che raccontava, se lo dovessi paragonare a una sfera, il mio dolore era come una sfera e io ero dentro il centro di quella sfera. È un dolore che non si possa immaginare, una cosa terribile. E ogni 60 minuti dovevano preparare perché era dipendente. Cosa è successo? È diventato un uomo libero. Quando cercava con le sue forze non riusciva a applicare consigli di tutti gli altri, non valevano, anche dei religiosi, ma finché non ha sinceramente chiesto aiuto. Una notte, disperato, in Germania, seguendo le strade per dolore e per la fatica, la crisi che ha avuto, le strade sterate, in un villaggio, la notte, preso dalla crisi, si è appoggiato su un palo e guardando la luna e il cielo stellato ha detto a lui, disperato, se puoi ti prego, Dio aiutami. Come dice Rotoli, se uno lo cerca con tutto il cuore, con tutta la sincerità, e non vengono fatte cose dette formali con la bocca ma col cuore lontano, ma così come si è veramente, dice in quel momento è successa una cosa incredibile. Dicendo una cosa così in maniera sincera è accaduto qualcosa che lui per sé non ha potuto mai più fare. Ha avuto una pace, è tornato a casa, c'erano la sua moglie e altri componenti del gruppo e sapevano che devono correre subito perché tra un'ora, 60 minuti gli prendevano dolori, quindi hanno già preparato la porzione di dargli subito per non avere quegli attacchi strazianti di dolore, una cosa incredibile. Sono rimasti stupiti quando dalla sua bocca è uscita la parola no. Non ci potevano credere. Era incredibile, impossibile. Quando è andato a dormire, la moglie la mattina, il giorno seguente, quando si è svegliata, gli veniva da piangere di gioia perché gli diceva, amore, è incredibile. Sono passate le ore ieri sera, stanotte, non ti sei svegliato, stamattina non stai chiedendo. Cosa sta succedendo? È incredibile. È successo incredibile. Infatti, è questo che dice nei Rotoli. Se uno si rivolge con tutto il cuore a lui, possono succedere cose incredibili. Infatti parla, va in giro per il mondo a raccontare la sua esperienza, continua a cantare, a fare dei concerti e tra una canzone e l'altra racconta della libertà che si possa avere, della speranza del ritorno di Messia, di una vita cambiata, una vita in cui le schiavitù e le cose pesanti che non possono essere infrante con le nostre forze possono essere infrante con la sua grande potenza ed è un uomo felicissimo. Non voglio raccontarvi tanti episodi in cui sono stato testimone delle cose in cui si vede che quando uno affida la sua vita, ogni mattina quando mi sveglio dico scelgo te, sono tuo, prendi la mia volontà con un libero arbitrio, do la mia volontà nelle tue mani, riempimi con il tuo Spirito, guidami te, proteggimi. Sapete una cosa interessante? Ci sono state le persone che hanno avuto incidenti, è stato nel giornale 4 ruote descritto, incidente di uno che sull'autostrada correva, gli è scoppiato un pneumatico, quanti testa coda ha fatto, poi ha sbattuto contro guardrail e altre cose.
Invece a me è successo che non soltanto che mi è scoppiato un pneumatico, ma perfino non avevo cerchi in lega, ma si è perfino piegato il cerchio, ma non soltanto un pneumatico, ma mi sono scoppiati tutti e due, sia il primo che il secondo. Quindi quando la macchina ti scoppiano due pneumatici a 110 su una strada, un conto se scoppiano davanti e quindi è pari avanti e pari dietro. Ma la cosa peggiore è successa, a 110 ero sulla corsia addirittura di sorpasso, mi sono scoppiata a causa di questo pezzo di legno che è caduto da qualche camion, da qualche tir, mi ha fatto scoppiare tutti e due i pneumatici e tutti e due a un lato solo. Quando dopo sono venuti poliziotti e cari attrezzi perché ho dovuto chiamare perché non ho due gomme di scorta per cambiare, c'è solo una, quindi se cambio una di nuovo c'ho l'altra che non va. Tutte e due ho dovuto chiamare cari attrezzi per essere portato. Quando sono venuti, hanno visto la dinamica, cosa è successo, hanno detto che questa è una cosa incredibile, sarebbe stato un incidente mortale, plurimortale incidente, perché di solito su corsia di sorpasso succederebbero a causa di testa a coda, poi altre macchine che sarebbero arrivate, una susseguirsi di incidenti uno dietro l'altro. Invece la mia macchina, e praticamente ho tenuto il volante, non ho fatto niente di straordinario, la mia macchina da corsia di sorpasso è andata piano su corsia di emergenza, ci siamo fermati lì. Mi hanno portato perché non avevo possibilità di viaggiare e non avevo due gomme di scorta. Vivevo tra Bologna e Firenze e ogni giorno quasi facevo andata e ritorno sia di notte che di mattina la Poretana, che sta sull'Appennino tosco-emiliano, la strada della morte, dove qualche anno fa un anziano con la Porsche è finito nel lago. Quante volte ho visto venire tir e venivano sulla mia parte e praticamente quasi andavano a pochi centimetri dalla macchina, oppure quante volte ho fatto sia con le catene testa a coda sulla neve, su quella strada, dove in molte parti non c'è neanche guarda-right. E non solo, dopo le conferenze a Padova nel 2008, a settembre, la mia macchina nella curva ha fatto testa a coda in maniera che non posso capire come si è fermata dall'altra parte e aspettavo solo arrivo sull'altra parte, sull'altra corsia, aspettavo arrivo contro il muro che c'era lì, aspettavo solo arrivo di un tiro o una macchina dall'altra parte. Non so cosa è successo perché ho guidato piano, ha fatto un testacoda incredibile, potrebbe essere che sia stata una macchia d'olio, potrebbe essere perché non c'è nessun'altra spiegazione. E quante tante altre volte, senza raccontare, succedono le cose da cui non io, carabinieri, le persone che portano i carri attrezzi, le macchine distrutte, vedono le dinamiche, hanno detto qui è un miracolo, dovevi essere morto, non tu e tante altre persone. Quindi queste cose qua succedono. Rotolo di Isaia ha detto l'Eterno, che nel rivolgersi a Lui, la gente non si rivolge in vano, è un essere personale, si dispiace se non lo chiamiamo, dice ma tu ti sei stancato di me, è un vivo, e dice se mi cercate con tutto il cuore mi faccio trovare, e disse in questo rotolo, prima grotta di Qumran, non ho detto alla progenie di Giacobbe, agli ebrei e agli altri, mi cercate in vano, cercare Lui non è un cercare in vano, perché esiste, è vivente e fa delle cose come nei tempi antichi e può fare meraviglie. Questo dottore qua, con questo finisco l'esposizione stasera, è un medico che è entrato nella storia della chirurgia, nella chirurgia che è legata praticamente a neurologia. Cioè, questo medico ha cambiato per sempre il mondo della medicina. Sapete come? Oltre che si è dato lo studio, le enciclopedie, studiare e lavorare, parla con lui. Questo medico di nome Ben Carson ha segnato la storia della medicina. Ci sono state problematiche, interventi chirurgici all'emisfero destro-sinistro e gravi sintomi di epilessia che lui, con l'aiuto suo, prima di fare ogni intervento, prega. Quando si mette le guanti, prega, parla con lui, che lui guida le sue mani, che gli dia la saggezza di andare avanti, e ha risolto diversi casi, ma ci sono stati casi in cui tutte le enciclopedie della medicina non riuscivano a fare niente, quando si sta parlando di siamesi praticamente attaccati alla testa.
perché quando si faceva intervento uno di due doveva morire. Ed era una cosa impossibile per la neurochirurgia. Siccome sua madre le ha insegnato a parlare con lui, a fidarsi con lui, oltre ai studi che ha fatto e quindi era molto dedito, questo personaggio Ben Carson praticamente gli è venuta l'idea, visto che nell'enciclopedia non ci sono nella medicina le possibilità di risolvere i casi come quelli dei gemelli siamesi attaccati al cervello, alla testa, grazie alla sua comunione con lui, gli è venuta una brillante idea che non c'è nelle enciclopedie. Come risolvere la divisione dei gemelli senza perdere uno. E questo viene perché lui si affida, prega, parla con lui. Quindi l'intervento è andato benissimo. Sono interventi che non durano un giorno o una notte o 5-6 ore. Sto parlando di interventi che quando partono possono impiegare, come questo storico suo e gli altri, anche un staff che vada da 30, 40, 50 persone, tra infermieri, anestesisti, quelli per cuore, per quello, quell'altro e così via, e possa andare da 16, 20, 30 e tante altre ore, ci sta parlando di diversi giorni in maniera instancabile, è una cosa incredibile, ma è riuscita prima volta nella storia. I gemelli siamesi al cervello sono stati divisi grazie all'idea che l'Eterno gli ha dato. Grazie anche, non solo alle cose, informazioni che sono nelle enciclopedie, alle informazioni che non sono nelle enciclopedie, grazie al suo dono, a queste mani che riescono a fare questi interventi, che vengono guidate, e lui prega che siano guidate da lui, e non solo, anche non avendo informazioni che per risolvere certi casi gli sono venute nella mente idee dall'Eterno, che è riuscito a diventare l'uomo che ha cambiato la neurochirurgia. Adesso questo metodo, che non esisteva nelle enciclopedie, che è stato scoperto, trovato, che aiuta migliaia di persone di vivere una vita normale, è trovato, è diventato adesso lui a scrivere le enciclopedie e i libri della medicina, delle cose che non esistevano, grazie a questo intervento. Quindi ancora oggi l'Eterno sta continuando a beneficiare, aiutare l'umanità, anche tramite dei medici che si fidano di lui. Quindi non in maniera diretta, ma anche in maniera diretta, indiretta e così via. Possono accadere e accadono queste cose qua. Grazie per la vostra attenzione. Grazie a te per la tua testimonianza.